Allora, credo che oggi per quanto riguarda la lista europea Stati Uniti d'Europa, qui abbiamo l'amico Federico Resler che ormai è sempre in prima linea con Renzi. Sì? Che piace che a me Renzi, tra l'altro, devo dirlo, lo dico, no, possono dire quello che vogliono, non sto dicendo di votarlo, sto dicendo che mi piace. Sì, insomma, sappiamo che siete ben organizzati, so che l'amministrazione vi sta dando anche grandi disponibilità. Sì, allora oggi è la prima giornata di inizio di campagna elettorale per la lista Stati Uniti d'Europa qua a Chioggia. Siamo qui in Viale Veneto e stiamo distribuendo questi volantini per gli Stati Uniti d'Europa. Un volantino semplice in 5 punti per un'Europa federale, per un'Europa sociale, per un'Europa dell'istruzione, per un'Europa dell'innovazione, per un'Europa di tutti. Iniziamo oggi la campagna, nelle prossime settimane sono attesi qui a Chioggia i candidati della lista. Abbiamo avuto insomma un buon riscontro anche da parte della cittadinanza che si è fermata a chiedere informazioni, a ritirare il volantino qua. Come hai detto tu, ci dispiace insomma questa nota un po' dolente che l'autorizzazione al gazebo di oggi ci sia arrivata di fatto 24 ore fa e che di fatto le richieste che abbiamo fatto per tutta la campagna elettorale di fatto siano state congelate. Gli uffici comunali ci hanno detto che di fatto verranno autorizzati di settimana in settimana a ridosso della data, una cosa inusuale che non è mai capitata. Di solito veniva data un'autorizzazione unica per tutta la campagna elettorale, quindi questo ci dispiace anche perché Andrea, i candidati devono coprire una circoscrizione, quella del nord-est, che è di 4 regioni, quindi Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, quindi è necessario che si organizzino insomma la campagna e l'agenda in tempi utili e ragionevoli. Cerchiamo di non essere troppo critici verso questa amministrazione che ha bisogno di sostegno, poverini, adesso hanno anche... Era solo un appunto, sì, insomma. Ci auguriamo che ci sia una campagna elettorale in cui tutti possano esprimersi in maniera libera, partecipata e che quindi ci sia gli spazi per tutti. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.